Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone. Allora, visto che purtroppo ho sbagliato, nel senso ho sbagliato, non conoscevo questa action cam, non sapevo del discorso che non dovevo togliere come si dice, la protezione per l'acqua, per il microfono, quindi per quello sente piano, ragazzi, è la prima esperienza, ci può stare. Quindi commentiamo anche così, commento io in differita. Qua siamo sul mitico canalone Miramonti e comincia la camminata alpina del Cume con il Bode e la Pupetta. Qua eravamo su me queste immagini me le da piangere perché mi manca già la montagna. Non so se si sente la voce in diretta, quindi andiamo con questa, ecco. Questa è una tranquilla, ecco qua c'è il Cumendone, eccolo qua. Saluto io, guarda che carino, guarda che bravo, il Cume, che simpatico. Che Cume simpatico proprio. Questa è la seggiovia, l'ho spiegato anche in diretta, che porta gli atleti, come si dice, è su alla casetta di partenza quando c'è la gara di Coppa del Mondo. Ecco. Beh, è usata anche quando non c'è la gara di Coppa del Mondo, chiaramente per la gente normale. Ogni tanto devo stoppare perché purtroppo mi si blocca il video, vabbè insomma... Così, eccoli qua. L'uomo più bello del mondo, il Paolino Bode. Eccoci qua. Qua sono purtroppo, sì, questa è la strada dove con gli amici della compagnia andavo a giocare a calcio, che sono dei campi a 7 su. È molto molto carina. Molto sono belli i campi, però c'è un riscaldamento tipo di 10 minuti di camminata in salita, non è il massimo, che paesaggi ragazzi, cioè, ve la consiglio la montagna assolutamente. Assolutamente ragazzi. Ok, per la prossima volta ragazzi ci sarà un audio positivo, ve lo dico. Soprattutto che voglio fare anche riprese mentre sono in pista da sci. La vacanza è stata comunque bellissima, siamo stati da Dio. È duro tornare a casa, quello sì, sicuramente. Purtroppo però le vacanze sono belle anche per quello. Così qua cosa combino adesso? Ecco, saluta il Bode e la pupetta, che io sono sempre con una, come si dice, con un abbigliamento molto da Cumenda e poco da Montanaro. Però è così, insomma, il Cume è questo. Ecco, fare i bastoni che sono presi per camminare, tipo delle robe giganti. Eh sì, questa è anche una pista, tra virgolette, d'inverno, ma per arrivare alla seggiovia, per andare al canalone Miramonti. Ho trovato una bella giornata, come potete vedere c'era il sole, c'era qualche nuvola, ma veramente poca roba. Ora siamo tutti in salita, non è una salita mostruosa, però neanche bruttissima, insomma. Tanto comunque l'ho lasciato apposta il rumore sottofondo, almeno per avere un qualcosa, ecco. Veramente una gran bella giornata, ragazzi. Una gran bella giornata comundiana. Lo sto dicendo adesso. Che cagate sto sparando. Pedenze non incredibili. Mi sembra sempre di essere su Pro Cycling. Mamma mia, eccoci qua, qua cambiamo. Eccolo qua. Che poi il Sarca, ma va bene. Qua si sente un po' più alto, vedi, qua è più alto. Era come riscaldamento prima di giocare, perché ecco, era il riscaldamento. Diciamo a 7. E quindi facevamo questa strada, parlo di anni fa. Speriamo si sente, sì. Era un riscaldamento bello tosto. Sì, come ho detto prima, il riscaldamento, fare questa salita prima di giocare. 7 contro 7 e si gode. Te lo godi sicuro. Qua, erano fermi qua a pomiciare la popetta. Un po' nuvoloso. Sì, là c'è un nuvolotto fastidioso. Ma vabbè, chi se ne fotte. Adesso c'è il Cume, eccolo qua. Adesso cosa sparo? Ecco, ti ha posto il capello. Se torna al lavoro sì, vecchio. Sei già al lavoro, stronzo.
Sì, una camminata tranquilla, vi sente pochissimo perché sono più lontano col microfono, che devo capire tutto. Sì, sì, una figata, bravo Kuma, bravo, bravo. Comunque queste immagini bellissime, però si vede bene, comunque sono soddisfatto dell'acquisto, 59 euro da 90, fioi, cioè. Sì, sono le muccotte, le vacche, fioi. Le vacche spompinatrici, eccole qua. Ragazzi, le Paole mucche. Le Paole mucche, eccole qua. Con i campanacci. Adesso mi tocca fare anche il video in differita perché ho la protezione, porca di quella vaccotta. Adesso ci stiamo avvicinando ai campi da calcio che sono passato però mi sono smerdato anche perché era pieno di fango perché il giorno prima ha fatto un bel diluvio. Stanno pascolando le vacche. Eccole qua, che belle. Le vaccone. Qua c'è qualcuno che sta arrivando da noi? Ah sì, c'era questo, ci siamo un po' cagati addosso. Perché una volta c'era una storia che abbiamo beccato io con i miei genitori, un toro. C'era proprio un toro là, e eravamo abbastanza. Infatti, già poi c'erano anche, insomma, come si chiama, i pastori, come cazzo si chiamano. Ci hanno detto state un attimo fermi, hanno preso il toro e l'hanno portato via. Là, i campi sono a destra, cioè se vedete la porta, c'è la porta dove il Cume ha segnato milioni di gol. Bravo Cuba. E questi sono eccoli qua, il Paolotto e la pupetta. Queste sono le mucche che pascolano, tranquille e beate. E qua Fiori non stavano sistemando delle cose anche. Eccoci qua il campo, però non vado perché veramente c'è un fango devastante, mi sono smerdato le scarpe. Io vado veramente con le Stan Smith, vado. Solo il Cume può fare ste robe. È un Cume un po' bizzarro quello di oggi. È un Cume un po' curioso. Però si vede bene, sono molto soddisfatto dell'acquisizione di questa Action Cam, che non so neanche la marca, è no marca. La no marca Action Cam. Dopo è un po' schifosetto. Guarda che roba, smerdato il Cume. La porta è davanti, eccola là. Là ci sono i campi con la porta. Eccola qua, una, non sono due, in realtà l'altra non si vede. A calcio era veramente una figata. Sì, Cume, con le porte da calcio si gioca a calcio, bravo. Mi stai piacendo, Cume, sono molto soddisfatto della tua intelligenza. Eccoci qua, adesso mi giro, e chi c'è? Il Bode! Qua il Bode, hai visto? Non puoi Ecco qua Elia, il Bode, ha visto una trota saltare. Non so come, nel senso che comunque l'acqua era bassa, non è che c'era tanto, cioè, non è impossibile, però sicuramente solo il Bode riesce a vedere queste cose. Complimenti, Bode. Molto, molto bene. Ma stavamo parlando di sta cosa, della trota. E adesso inizia una nuova salita. Questo si può fare anche in bicicletta, però bisogna essere veramente bravi. Tanto perché non sono salite più comunque potenti, ma più, in realtà la cosa più difficile è il fatto che è tutto sterrato e quindi le possibilità di cadere sono innumerevoli. È stata una bella passeggiatina, ci siamo rilassati tanto, era l'ultimo giorno, mi sembra ieri. Catroia. ancora il rumore delle mucche, forse si sente perché No, non si sente perché non è perché dovevamo togliere la protezione, come. però è un rumore bello forte perché era Sì, bravo, come, bravo. Non sento un cazzo, vecchio, non preoccuparti, non sento un cazzo. cazzo si chiama. Usano i campanacci per ritrovare le mucche disperse. Sì, bravo, bravo, i campanacci servono a quello. Bravo, il cume mi sta piacendo questo cume, grande spolvero. Eccola qua. Per fare brutta figura a voi due. E cosa posso dire? So più che cazzo dire, ragazzi. Prima che andiamo ci sarà il sosia di Iria Rossi, nel senso Jason Momoa. Ah sì, qua si parlava di Jason Momoa, che è il socio del nostro Bode. Qua c'è un ciclista, eccolo qua, fateli ecco perché non ti metti a storia del ciclista, perché l'ho visto. Di questa è una strada che porta ai campi da calcio con la macchina o da altre parti alla a Malghe, robe dove si mangia e tutto quanto. Quindi là c'è il campo. Eh sì, quella si può fare anche in bicicletta queste. Ecco. E questa è la strada. Qua mi ha chiesto il Bode se era qui perché lui era venuto già anni fa, e questa è la strada fatta per andare. La strada per andare ai campi, ecco.
Ase questa, ase. Ah, già era questa, in veneziano. Andiamo giù. Questo è anche il giro di Campiglio. Sì, ti colleghi col giro di Campiglio è Campiglio. bello lungo, sono 3-4 ore, anche di più. Perché Allora sto... fai tutto il giro di Campiglio per i Ok, boschi, mi sto per le ascoltando. cascate. È stupendo. Sì, molto bello il giro di No, Campiglio. no, no. No, no, è infattibile questo. Siamo partiti tardi perché siamo dormiglioni. Sì, ma comunque dopo è scuro, cioè conto se sei fuori ma nel bosco non vedi più un cazzo. Ecco, spiegavo che se sei in mezzo a un bosco anche alle 5, cioè è tardi. Io sempre. Non vedi un cazzo. Sì. Comunque dopo il video metto anche delle foto, metto le foto documendiane. Adesso qua arriva un punto bello, abbiamo fatto anche parecchie foto, molto molto carine. Dopo tutte queste foto qua, Il Bodia. comunque come alla fine di questo video c'erano tutte le foto cumendiane che ho fatto qua in questa camminata cumendiana. Perché anche questa pozzanghera è cumendiana, tutto quello che insomma, tutte le cose presenti nei video del Cume sono cumendiane, ricordatevelo. Ai ai ai. Questo pozzangherotto obeso. Pozzangherotto obeso. Ci sto spiegando un po' qua, insomma, il giro di Campiglio, come è strutturato, tutte queste cose qua. Mamma mia, dura però commentare in differito, sai? Cioè, su una cosa già fatta che insomma, mi sto anche autoascoltando. Leon Casin, Leon Casin, Leon Casin. Adesso dove arriviamo qua? Qua arriviamo appunto a uno dei punti più belli dove c'è tipo il fiume, che è molto bello. Molto molto bello. In realtà comunque cioè questo è più falso cioè sono una salita, ma niente di che, tutto in salita comunque diciamo. No, che l'ho appena detto nel video 10 minuti fa, bravo. Eccoci qua. Ha vinto un premio. Paolo dov'è? Dopo ci sarà ancora un video. No, due video. La pesca, forse due, sì. Ehm, dopo, chiaramente, ecco, ce n'è uno anche volevo fare un video di tutte le regioni sotto a correre, però si vede male, nel senso, cioè, ballo tanto perché correndo, Una garanzia. ecco la pupetta, però cioè, chiaramente trema tanto la camera, vediamo se inserire anche quello dove corro, e poi uno con, se qualche epic fail, qualcosa, qualche registrazione un po' andata a puttane, vedremo, insomma. Qua è proprio bello, ma è veramente un qualcosa di meraviglioso, ragazzi. Qualcosa veramente di stupendo, io consiglio. Cioè, Campiglio è una delle più belle località di montagna in Italia, è il top d'inverno per le piste ed estate tantissime cose. Del Nebraska. Ecco, cosa cazzo sto nel Nebraska? Non mi ricordo neanche che veramente le cagate che sparo, non me le ricordo neanche. Eccoci qua. Qui sono proprio belle zone. Siamo proprio a contatto con la natura, ragazzi. Non c'è una carta per terra, niente. Ah, questo spiegavo se sono i sentieri per non perdere la retta via. Come Pollicino. Come può... Paolo Bode Pollicino. il Paolo Bode Pollicino. Del Bode, signori. Guarda il bastone del Bode, eccolo qua. È un'arma incredibile per andare. Mamma mia. È un qualcosa di devastante, ragazzi. Si chiama Paolo perché era lunga storia, però Eccoci qua. Quanto manca alla fine? Mancano 2 minuti. Ah. Adesso arriviamo in un punto bellissimo. Eccoci qua. Poi ci siamo fatti tantissime foto che ci saranno dopo sti video qua. Vai di foto comendiane, qua è veramente stupendo. Sì, sì. può essere. Sì, ah, qua sono delle impronte di un cervo, sì. Eccoci qua. L'ultima ripresa perché ho poca memoria purtroppo. Sì, questa non è in realtà l'ultima ripresa, dopo ne avevo fatta l'ultima, dove insomma c'è su, in un sentiero bello cazzuto. Quello fitto. Sì, poi inizia il bosco, quello bello pesante, che devi andare prima per fare tutta la strada, non puoi andare alle 4. A prendere il frutto dell'Eden. Andiamo a prendere il frutto dell'Eden. Ecco, il frutto dell'Eden. Ma Mamma quante cagate spariamo, mamma mia, ragazzi. Ok, ragazzi, un saluto a tutti. Ci saluto tutti niente perché c'è ancora una parte. Eccola qua. Qua c'è proprio su. Sono per vedere sto bosco.
Sì, un bosco devastante. Ecco ragazzi, dopo questo video, cioè subito dopo un po' di foto. E niente, dopo saranno ancora video della pesca e vediamo se mettere quelli con jogging, con il jogging come indiano. Staremo a vedere, insomma. Devo valutare se, perché può venire da vomitare perché veramente si vede tutto cioè, tutto tremolio devastante e sobbalzi paurosi, insomma. Quindi raga, sotto il comodone veneziano, ripeto, ci saranno le foto di questa splendida giornata dopo sto video. E niente, insomma, dai, spero di fatto buone riprese, così anche voi insieme a me, il Pupetta e il Bode, tutti insieme in montagna a fare la camminata devastante. Raga, un saluto. Ciao!